tra freddo, nebbia e vento gelido c'è Super Giovane Castelbuono e Athletic Club Palermo. Un saluto a tutti gli amici di Sportisili da Giuseppe La Russa, che oggi commenterà la gara tra Super Giovane Castelbuono e Athletic Club Palermo, il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. Super Giovane Castelbuono e Athletic Club Palermo all'andata hanno deliziato il pubblico e i tifosi con un 3-2 dalla parte della compagine rosa-nero. Oggi la Super Giovane Castelbuono è chiamata a rispondere a questa sfida con un risultato di 1-0 o di 2-1. La Super Giovane Castelbuono passerebbe il turno, con un pareggio l'Athletic Club Palermo volerebbe in semifinale, quindi è una partita da vivere, come potete ben vedere dalle condizioni del campo. Oggi la nebbia è presente nell'impianto di Geraci Simbolo. Vedremo se il direttore di gara, il signor Lamalfa della sezione di Palermo, darà il via libera per giocare questa partita. Sembra alquanto difficile poter oggi disputare questa gara per le condizioni, diciamo, della nebbia che molto probabilmente impedirà alcune trame di gioco, impedirà la visione completa della gara. Ma diciamo che in questo stadio parecchie volte la nebbia ha impedito alle squadre di poter disputare la gara. Molte volte sono state rinviate le partite, quindi vedremo quale sarà al termine la decisione del direttore di gara Lamalfa. Detto questo, andremo a vedere formazione. Super Giovane Castelbuono che scende in campo con Fagone, Suarez, Grandis come terzini, Elati, Garofalo, Pennisi e Arenoso. A centrocampo troviamo Franchelli, Pappalardo e Antus. In attacco ritorna la coppia Torres-Belecco. In panchina troviamo Mammaro, De Natal, Diallo, Russo, Dispensa, Mendes, Pardo, Todaro e Manna. Risponde l'Athletic Club Palermo, che è rimaneggiata dalle mancanze da parte dei giocatori importanti come Manfrè, Mendola, Caronia e Fricano. Risponde con in porta Ragone, poi Birardi, Morello, Giuliano, Corsino, Pucci, Santana, Mercanti, Consiglio, Punzi e Mustacciolo. In panchina troviamo Tomaselli, Antona, Gangitano, Corsino, Barbara, Alessi, Mondino, Alaimo e Graziano. L'allenatore dell'Athletic Club Palermo è Vincenzo Giannusa, che lo scorso anno è subentrato a stagione in corso a Filippo Chinnici. Sarà inoltre una gara importante per i 10 anni della Super Giovane Castelbuono, che proprio in questo giorno è nata 10 anni fa, quindi ci sarà un breve momento in cui verrà consegnato una maglia al giocatore più conosciuto dell'Athletic Club Palermo, ovvero Mario Alberto Santana. Entrano in campo le due squadre accompagnate dalla terna arbitrale. Oggi poche persone sono accorse a Geraci, ma è normale, una normalità, perché il turno è infrasettimanale, le condizioni meteorologiche
che non hanno impedito la normalità, diciamo, di questo campo che alle volte si riempie a dismisura. I due capitani sono Corsino e Fagone che ritorna dopo la squalifica avvenuta contro lo Sciacca, dopo l'espulsione dubbia avvenuta al Currera di Sciacca, ritorna a difendere i pali della super giovane Castelbuono. Sarà la super giovane Castelbuono che attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla mia postazione, quindi diciamo anche possibilità da questo punto di vista per la squadra di poter avere più visibilità, diciamo, da questa porzione di campo. Diciamo che le condizioni sono complicate da questo punto di vista. Tutto è pronto per Super Giovane Castelbuono e Athletic Club Palermo, la sfida che vedrà le due squadre palermitane affrontarsi per decretare chi sarà la prima semifinalista del girone A di eccellenza. È iniziata Super Giovane Castelbuono Athletic Club Palermo, subito il primo lancio di Arenoso. Qui è difficile naturalmente distinguere chi butterà il pallone, chi userà il pallone, chi lo giocherà. Naturalmente stiamo parlando anche del fatto che la Super Giovane Castelbuono, nonostante le condizioni del tempo, abbia utilizzato una maglia chiara come quella gialla, dato che l'Athletic Club Palermo in maglia rosa-nero. Palla in profondità a cercare Torres, ecco lo scatto, mette il pallone in mezzo, Ragone blocca. La consonanza di significato anche tra Fagone e Ragone. Intanto prova a giocarla qui l'Athletic Club Palermo, ma ricordo che le condizioni di visibilità sono veramente al limite. C'è stato comunque un lancio da parte di Puzzi e il pallone che è stato recuperato dalla Super Giovane Castelbuono. Intanto qui parte il contropiede della squadra di Mister Bognani, pallone dentro a cercare Torres, in posizione però di fuorigioco, calcio di punizione in favore dell'Athletic Club Palermo. Iniziata da 1 minuto e 25 la gara tra Super Giovane Castelbuono e Athletic Club Palermo. Adesso prova a giostrare l'Athletic Club Palermo, pallone in profondità, finisce in fallo laterale, rimessa Super Giovane. La giovane che è chiamata oggi a fare una grande impresa per passare il turno. Ricordiamo come è andata a finire all'andata: 1-0 per l'Athletic Club Palermo, poi 1-1 il gol da parte di Garofalo, poi il gol da parte di Torres che aveva portato in vantaggio a Super Giovane Castelbuono, poi un lampo da parte di Alessi e il definitivo gol poi di Manfrè su calcio d'angolo, il colpo di testa che ha beffato Fagone, e adesso ha il pallone tra le braccia. Antus, sempre Antus va a prendersi il pallone basso, Garofalo stoppa, alla in profondità a cercare Beleco per Pappalardo in seconda battuta. Arenoso, Iantus, alla profondità a cercare sempre Beleco, ma sei Torres, Suarez per Vennisi, Arenoso, Vennisi sa chi darla, la gestisce, palla per Garofalo più esterno, Garofalo esce,
sempre disegnato un pallone verso Pellegrini, controllato sempre da Pinzi, diversa laterale. Si posiziona a 3 l'Atletico Club Palermo con Amorello, Corsino e difesa più che altro un 4-4-2, volendolo disegnare così. 4-4-2 con Corsino come terzino destro. Ho già sopperito alla mancanza da parte di Caronia su quella fascia. Rimessa laterale per la super giovane Castellona per battere Suarez. Mette il pallone dentro Suarez, il colpo di testa da allontanare. Nuovamente Suarez la ripropone verso Jantus. Jantus carica la conclusione, palla alta. Opportunità per Jantus che è andato a calciare di prima intenzione. Con il mancino non è riuscito ad inquadrare però lo specchio della porta. Però subito primo squillo davanti al suo giovane Castelbuono intenta a modificare il risultato dell'andata. Palla verso Mercanti, poi Arenoso cercare Bellisi, Franchelli, Arenoso, Jantus, Garofalo, soltanto Mercanti nella metà campo avversario. L'Atletico Club Palermo si chiude a riccio. Palle profondità, è buona l'idea verso Belecco che arriva però in ritardo, poi c'è un fallo, il fallo è su da parte su Corsino, calcio di punizione per l'Atletico Club Palermo. Da battere Amorello, palla verso Mercanti che scambia con Santana, poi Pucci deve andare a cross Giuliano, qui invece poi ci pensa a cercare Mustacciolo. Santana, la classe da parte di Santana, Pucci fuori gioco, di rientro, calcio di punizione. La giocata è stata un consiglio la fascia, consiglio Giuliano, terzino destro rispettivamente e terzino sinistro e esterno sinistro. Mi sembra che era l'impostazione dell'Atletico Club Palermo 4-4-2 con Santana e Mercanti. Ovviamente le mancanze in attacco si fanno sentire per mister Giannusa, molto sfortunata che l'Atletico Club Palermo in queste ultime giornate ha trovato soltanto la vittoria contro la super giovane Castellona in Coppa, sono arrivate 3 sconfitte ed un pareggio. Attenzione, il pallone in profondità di Venisi, può chiudere Arenoso, arriva in pressing Santana, pallone per Belecco, il pallone è uscito, anzi c'è fuori gioco di Belecco, calcio di punizione. Il pallone è uscito nel passaggio da parte di Arenoso verso Belecco. Calcio di punizione, andrà a battere Corsino, che lui nell'anno Palermo è salito dalla Serie D alla Serie C, è stato uno di quei giocatori determinanti. Intanto qui se ne va Belecco, Torres va per Belecco, nuovamente Torres va a centrarsi e mettere il cross. Torres mette il pallone in mezzo, il pallone allontanato, opportunità per la sua giovane Castelbuono con Torres che ha messo questo pallone in mezzo. Non c'erano però uomini in maglia gialla. Arenoso ricomincia la super giovane. Super giovane Castelbuono che invece arriva da 3 sconfitte consecutive, compresa la partita di Coppa. Sciacca, Atletico Club di Palermo, Favara. L'ultima sconfitta contro Favara, sono 3 squadre naturalmente che
hanno altre ambizioni rispetto alla squadra di mister Bognani, che ha l'unica ambizione di arrivare quanto prima alla salvezza. Un treno per la salvezza che sta diventando alquanto altalenante, per così dire, perché ci sono molte squadre adesso, squadre che punteranno per la salvezza. Intanto Amorello mette il pallone fuori, c'è stato un contrasto dove Pucci è rimasto a terra. Grandis restituisce palla a Ragone che ricordiamo l'anno scorso era alla Cavese in Campania, sempre in Serie D lo scorso anno, Serie D. Perché nel 2003 grandissima affidabilità, che non vince la gara contro lo Sciacca, che poi è valso l'esonero a Lillo Bonfatto, ex allenatore appunto dello Sciacca. Rilancio Ragone, solo minuto. Ragone va a cercare Mercanti, il colpo di testa da parte di Arenoso, poi Grande va a cercare dentro Torres, va a vincere la spallata, ci riesce, questo ha toccato con un braccio, si gioca, palla per Belecco, poi Grandis, tocco di ritorno, Belecco ha fischiato un po' di gioco il direttore di gara, calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo. Calcio di punizione, soprattutto grande trama di gioco qui tra Grandis e Belecco, 1-2 fulmineo che poteva portare l'argentino con la maglia numero 10 sul fondo e mettere il pallone in mezzo dove c'era solo suo Torres. L'arbitro ha fermato l'azione fuori gioco. Parlancio Ragone, colpo di testa da parte di Arenoso, questo Fagone, Benisi per Jantus, attenzione, Mercanti rischia qualcosa, Jantus alla recuperata dall'Atletico Club Palermo, Consiglio, Torsino, Amorello, alla probabilità a cercare Mercanti che era al di là. Calcio di punizione per la super giovane Castelbuono, sono passati 11 minuti nel corso del primo tempo, il parziale fermo ancora sullo 0-0. Jantus a cercare a Renoso che va alla sua solita sventagliata, il pallone dove può arrivare Suarez, stocco dell'esterno esterno spagnolo della super giovane Castelbuono, calcio di rinvio per l'Athletic Club Palermo. E qui un'altra grande sventagliata da parte di Arenoso che ci ha abituato a due giocate. Il rilancio andrà Dragone alla verso Suarez, il tacco Jantus, anzi Franchelli, poi il pallone allontanato, c'è un gol, c'è una punizione, fallo su Giuliano, era già battuto Athletic Club Palermo, c'è un fallo, calcio di punizione, e arriva il primo giallo della gara ai danni di Mercanti, se non sbaglio. Mercanti viene ammonito. Andrà Antus a battere il lancio
Fischia l'arbitro. Parte Iantus alla alta, colpo di testa a allontanare, insiste Arenoso che mette questo pallone in mezzo. La palla era passata in qualche modo, c'è stato allontanato il pallone che provare, ma Arenoso disegna un cross, c'è un fallo, no, c'è calcio d'angolo, illusione ottica del gol, palla che finisce sul fondo, incredibile, opportunità per la Tua Giovane Castelbuono con un retropassaggio che si era trasformato in una situazione di gioco piccante per la Tua Giovane Castelbuono, che però non è riuscita ad avere fortuna. Parte il cross in mezzo, la palla girata, parte di Iantus, c'è il calcio d'angolo, spinge la Super Giovane Castelbuono, vuole il vantaggio, andrà a battere il corner sull'altro versante Belecco. Vediamo quale sarà lo schema. Parte Belecco, il pallone entra allontanato, può approfittarne Mercanti, colpo di testa a cercare Corsino, si distende l'Athletic Club Palermo che adesso può partire il contropiede, c'è un fallo su Corsino, si gioca però Franchelli, calcio d'angolo, una ripartenza fulminea da parte dell'Athletic Club Palermo ha fatto sì che la Super Giovane Castelbuono si dovesse subito ripiegare. È arrivato il recupero da parte di Franchelli, prodigioso, che ha evitato una possibile opportunità. Andrà a battere il calcio d'angolo adesso l'Athletic Club Palermo, il pallone entra allontanato, ad allontanare Pappalardo che fa cercare Suarez, il colpo di testa di Pucci, va a battere, è andato subito a battere Arenoso, sembrava sul batterio, invece va a battere Grandis, palla per Arenoso, Pagone, Garofalo, Iantus, dovrebbe andare anche alla verticale, va a cercare verticalmente Belecco, è buona l'idea, palla dentro a cercare Torres con un tempo di gioco in meno, Torres sarebbe arrivato sul pallone, recupera il pallone del Ragone, ora si stende esce questa laterale per la Super Giovane Castelbuono. Arenoso, Garofalo, arriva in pressione Pucci, poi riesce la Super Giovane Castelbuono in qualche modo ad uscirne, c'è un fallo su Suarez, arriva un richiamo verbale da parte del direttore di gara che ha visto il giocatore dell'Athletic Club Palermo giochicchiare questo pallone invece di restituirlo. Vedremo, non credo che voglia mettere mano al taschino. Sì, arriva un giallo, colmeremo a chi? Il giallo, forse a Giuliano. Sì, con ogni probabilità Giuliano è stato ammonito, mentre con la nebbia è difficile anche vedere la visibilità. Prova a ripartire l'Athletic Club Palermo con il pallone in profondità di Mustacciola, a cercare l'inserimento da parte di Santana. Adesso sembra che l'Athletic Club Palermo si stia schierando con un 4-4-1-1 con Santana che dà la profondità a Mercanti.
Ovviamente Santana ha giocato in svariati ruoli nella sua carriera, in attacco, ha giocato come esterno, ha giocato come centravanti, ha giocato diciamo un giocatore duttile in vari ruoli. Fagone, impressione Santana. Garofalo. Prova a rientrare Garofalo. Alla cercare Torres, grande anticipo da parte di Giuliano, però perde il pallone, prova a ripartire la super giovane. Si è rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo. L'arbitro va a richiamare il capitano dell'Athletic Club Palermo, Orsino. Sarà rimessa laterale adesso. La lunga, un po' di testa, nuovamente Pennisi. Adesso va a cercare Torres in profondità. Torres a cercare Franchelli per Grandis è svista verso Antus per Arenoso, che viene intercettata ma recupera subito la super giovane. Antus, poi Suarez, il tocco per Torres, posizione regolare, Torres supera Ragone, pallone dentro Belecco, anzi Grandis che si è mangiato Grandis, opportunità per la super giovane Castelbuono. C'è calcio d'angolo, è stata una deviazione, quindi sarebbe stato difficile veramente sbagliare da lì. Torres intanto rimane a terra. C'è calcio d'angolo, intanto tra battere Belecco. Situazione di gioco complicata adesso perché da battere Belecco, il calcio d'angolo. Si cambia la bandierina, diciamo. Parte Belecco, il pallone dentro, colpo di testa a liberare. E prova da Politania sul giovane Castelbuono, il tiro del Franchelli che si perde sul fondo. 21 nel corso del primo tempo, 0-0 tra sul giovane Castelbuono Athletic Club Palermo. Rilancio Ragone, colpo di testa, Garofalo, Torres, Iantus, Fagone, Arenoso, la intercettata da Corsino che manda il pallone in fondo laterale. Battere Grandis, messa laterale, va lungo, cercare Belecco, messa laterale che viene intercettata però, quindi può ripartire Athletic Club Palermo che si distende adesso, il pallone in profondità per Mustacciolo che fa diverse volte questo movimento, il pallone si perde in fallo laterale. Birardi era andato in profondità a cercare Mustacciolo, adesso va il cross in mezzo, Santana prova a spizzarla, si dispera Santana, Grandis va a cercare profondità, Torres, pallone allontanato, adesso Corsino lo protegge, rimessa laterale da battere Corsino.
allontana Morello, destra la parte di Pennisi, Pappalardo, Janus, pallone per Grandis, grande giocata da parte di Grandis, il pallone per Belecco, Belecco scambia con Franchelli, Franchelli posizione più esterna, va a cercare Grandis, poi Janus, calcio di punizione, fallo commesso da Punzi e arriva il giallo per Punzi. Calcio di punizione per la sua giovane Castelbuono, andrà a battere Belecco. Siamo alla barriera, Ragone, ne vuole soltanto uno. Tutti i giocatori dell'Athletic Club Palermo lavorati nell'area di rigore avversaria, nell'area di rigore propria, parte lo spiovente, Ragone blocca. Sul portiere questa punizione, Belecco. C'era anche da considerare il fatto che l'Athletic Club Palermo, errore qui, Pappalardo, palla dentro, Torres! Ancora un'altra grande opportunità per la sua giovane Castelbuono. Torres si divora il gol dell'1-0. In fase di impostazione Athletic Club Palermo ha sbagliato un passaggio di troppo. Questo ha permesso Santiago Torres a Pappalardo di mettere il pallone per Torres, il pallone poi è uscito. Torres però che ha avuto una grande opportunità, e quanto manca, dicevo, questo centravanti alla sua giovane Castelbuono, soprattutto in queste ultime gare. Davanti di Razzate, Pennisi, il campo Grandis, in laterale. Destro laterale, l'Athletic Club Palermo a battere Corsino. Santana. Quando stiamo sempre sullo 0-0, c'è stato un problema tecnico, la diretta è stata ripresa, quindi siamo sullo 0-0, se eravamo al 25esimo. Siamo al 25esimo, quindi diretta che era palla allontanata. Fortuna in questo frangente non c'erano state grosse, diciamo, opportunità. C'è comunque una calcio di punizione adesso per l'Athletic Club Palermo. Vediamo se siamo ritornati in diretta. Calcio di punizione. Si chiacchiera un po', adesso si può riprendere l'azione, parte lo spiovente, pallone blocca, adesso può andare subito al rilancio, c'è Torres in profondità,
Al momento dello scatto credo era in fuorigioco, ma comunque si continua l'azione. Garofalo, pappa largo, Arenoso, cercare Grandis. Poi Altus, prendere 30 metri, Garofalo, in profondità Suarez, Garofalo, però nella terra di nessuno, il riparte, Athletic Club Palermo, il pallone in profondità, la conclusione, la rete, e l'Athletic Club Palermo si porta in vantaggio con Mercanti 1-0, cambia il parziale al comunale di Gerati Siculo. L'Athletic Club Palermo con un'imbucata è riuscita a sbloccare la gara. Adesso per i ragazzi di Mister Bognani si fa dura. Si va dura perché adesso sono 2 gol da fare. Benissimo, Iantos, palla per Arenoso, Arenoso per Antus, Franchelli, c'è un fallo, calcio di punizione, Garofalo, Arenoso, il cross in mezzo, il pallone allontanato, Antus 50 metri, prova sul fondo, un'opportunità per Antus, la palla si perde ampiamente sul fondo. Andrà di lancio Ragone, palla dentro, Pennisi allontana, colpo di testa di Pucci, c'è fuori gioco, calcio di punizione. Anche all'andata 2 giorni a Sebon era passata in gol da parte di Graziano, poi ha ribaltato la gara 2-1 Garofalo e Torres, e poi 2-2-3-2 per l'Athletic Club Palermo. Garofalo di testa, palla per Arenoso, potrebbe controllare, invece va a cercare Franchelli, palla per Suarez, per distendersi la super giovane Castellano. Suarez va a cercare dentro Torres, cercato secondo il direttore di gara, messa laterale per Athletic Club Palermo. Pennisi, messa laterale, Suarez, Pennisi, cercare Arenoso, deve andare sulla faccia Arenoso, sbaglia l'entità del passaggio, rimessa dal fondo per l'Athletic Club Palermo. Il giovane Castelbuono ha ancora una grande opportunità per poter vincere la gara e andare direttamente in semifinale, segnando 2 gol sul Beccone. Quale sarà adesso Santana scambia con Birardi,
allontanato. C'è un fallo, calcio di punizione. Questo Arenoso può salire, cercare Jantus, Fagone, Pennisi, profondità del pallone che era passato. Jantus, alla per Arenoso che controlla, può adesso ricominciare le trame di gioco. Pappalardo, Grandis, lo scambio, esce, rimessa laterale Athletic Club Palermo, da battere Corsino, profondità Suarez, poi c'è Santana verso Giuliano, anzi verso Binardi, Pappalardo, cercare Jantus, cercare Torres, attenzione, il pallone passa, Grandis non riesce ad arrivarci, c'è rimessa laterale per la super giovane Castelbuono, Grandis batte subito, Torres potrebbe anche calciare, c'è fallo, calcio di punizione. Punizione per la sua giovane Castelbuono, andrà a battere sicuramente uno tra Arenoso e Belecco. Arenoso col mancino, ho visto un giallo, diciamo, è il colore del fischietto, quindi c'è calcio di punizione. La sua giovane Castelbuono, Arenoso con ogni probabilità andrà in mezzo, cercare miglior fortuna. E mette 3 in barriera Ragone, non è convinto che Arenoso andrà in porta, perché da quella posizione potrebbe anche farlo. Arenoso in mezzo, Ragone con i pugni, Palleri ha pareggiato il Cianci, Torre 1-1, la rimette sul binario giusto la super giovane Castelbuono con il Cianci, Santiago Torre. Una soddisfazione personale, Torres per mezz'ora era andato a ricercare quel gol e adesso lo ha trovato, trovando di fatto il pareggio tra Athletic Club Palermo e super giovane Castelbuono. Adesso ha toccato il pallone l'arbitro, deve ricominciare l'azione. Ragone, una respinta malconcia da parte di Ragone, Torres si è avventato, ha calciato di prima intenzione e ha trovato il gol del pareggio meritatamente, tra l'altro perché la super giovane Castelbuono aveva creato maggiormente rispetto all'Athletic Club Palermo, ha preso il gol a freddo in maniera grossolana, con un errore di calcolo, di tanto il pallone profondità, cercare Mercanti e fuori gioco, si lamenta Mercanti, era partito al di là. Jantus scivola Franchelli, anzi Pappalardo, messa laterale. Là dentro Antus, Suarez è andato ad allontanare il pallone verso Belecco che tiene in qualche maniera il pallone in campo, poi il pallone per Arenoso, adesso può andare verso Grandis per Arenoso scambia con Jantus, la trama di gioco, la sua giovane Castelbuono sembra
quella di voler trovare spazi. Intanto c'è un errore e prova a partire Santana. Sulla fascia c'è Mustacciolo potrebbe mettere il pallone in mezzo, allontanato da Jantus. Poi il colpo di testa di Franchelli in aiuto, arriva Belecco sotto la nostra postazione, il tacco magico di Belecco e poi c'è un fallo su Grandis. Ma per le videocamere, per le telecamere, questo è un classico, una classica bellezza. Intanto c'è un cambio per l'Athletic Club Palermo. Subito cambio, fuori Santana, anzi no, si era tolto la casacca, diciamo. Al momento non entra, anzi si è messo nuovamente la casacca giocatore Athletic Club Palermo. Avevo Santana perché si era avvicinato alla panchina. Sì, adesso c'è un giocatore, proprio Santana. Proprio Santana che deve lasciare il campo. E c'è Gancitano che entra al suo posto. È durata soltanto 36 minuti la gara di Santana al comunale di Ceratisimulo contro la Super Giovane Castelbuono. Speriamo non si tratti di qualcosa di grave. Solamente a quell'età gli acciacchi cominciano ad esserci. Vedremo, perché l'eccellenza non si può privare del suo talento. Quindi sì, Jantus. Palla dentro a cercare Torres. Pallone è troppo lungo. A mandare in mobilità Torres. La deve cercare Gancitano. Garofalo lo chiude. Messa dal fondo, 1-1. Lo giocatore Castelbuono che l'ha riacciuffata subito dopo lo svantaggio iniziale di Mercanti. Per Consiglio che va a cercare dentro Mercanti, che si lamenta sempre all'indirizzo dell'assistente. La lunga, c'è la punizione. Antus, palla per Belecco, Garofalo, benissimo, Arenoso, benissimo, verticale a cercare Pappalato, controtempo il pallone, arriva in soccorso Arenoso, adesso può andare al lancio lungo, cercare Belecco, pressione su Morello, che chiude, ma c'è rimessa dal fondo, sì. Lancio Ragone, all'esterno cercare Corsino, troppo lunga. Battere Grandis, deve velocizzare la temperatura del giocatore Castelbuono. Arenoso, Fagone, pressione Gancitano, Garofalo, alla detta cercare Belecco, ha dato il pallone in fallo laterale, palla che si perde sul fondo, quindi ci sarà messa laterale.
Suarez, l'allontanata, colpo di destra da parte di Santana, poi c'è Gancitano che prova ad arrivarci, e Nisi a spazzare, pallone che non esce, Corsino, aspetta, si è dimessa laterale, scambio tra Corsino e Musacciolo, a Palardo, Nisi, Arenoso, deve andare al rilancio Fagone, lavora per Garofalo, continua a imperversare pioggia sul comunale, Pennisi, Arenoso, la vedete cercare Torres, questa laterale, battere Guagandis, questa è l'ultima opportunità per, anzi, questa è una opportunità per esplosione anche se l'uomo va a battere Grandis, il pallone dentro svirgolato da Corsino, poi Gancitano, Arenoso, un gioco forse pericoloso per toccare il pallone con il braccio Belecco, braccio di direzione, controllo maldestro da parte di Belecco. Solo un cambio per l'Athletic Club Palermo in questo primo tempo, è entrato Gancitano al posto di Mario Alberto Santana. Tocca Arenoso, Pennisi, Garofalo. Finisce il primo tempo, siamo soltanto in ritardo di 2 minuti, finisce 1-1 tra Super Giovane Castelbuono e Athletic Club Palermo, le reti di Mercanti e Torres nella prima frazione delle basi, poi torniamo sempre qui su Sportisti. Parma l'andata dagli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana è iniziata adesso. Parmonval contro San Vito Lo Capo, lì prova questa verticalizzazione Aprile, occhio a Rama che si inserisce, calcio a Rama, la prima conclusione della partita è della Parmonval con Rama. Occhio al San Vito che adesso deve far uscire questa palla, Rosone si abbassa, colpisce di testa, può far ripartire in grande stile Bonaventura, centravanti titolare del San Vito, occhio a questa opportunità, Abdul davanti al portiere, non sbaglia, avanza nel risultato il San Vito Lo Capo, non sbaglia Abdul che sigla il suo terzo gol stagionale con la maglia del San Vito Lo Capo. Buon inserimento da parte del classe 1996, ma buono tutta la ripartenza del San Vito, l'intervento da parte dell'otto del San Vito, continua a insistere la squadra giallo-blu, Abdul prova a dialogare con Miraglia, il cross in mezzo e clamoroso autogol da parte di Umberto Marino e quindi raddoppia il parziale del San Vito, inizio horror della Parmonval all'11° minuto di una doppia sfida. Sarebbe un suicidio. Occhio però a quest'altra ripartenza. Rosone, c'è spazio per calciare, ha le qualità per far male. Rosone, va l'1 contro 1. Rosone a cercare il piazzato, se l'è divorato il San Vito qui. Il Tris. Bene Rosone dietro per Bulades che poi cerca Bonaventura che è partito coi tempi giusti. Erroraccio da parte di Marino. E allora il tiro di Bonaventura. La palla è uscita. Attento, correggiamo, non è stato Marino a fare l'errore ma bensì Procida, ma è stato un tocco quasi letale per i suoi, quello di Procida. Bonaventura fa quello che vuole, poi torna indietro e il lancio illuminante per Rosone che attacca lo spazio, l'aggancio non è perfetto, ancora Rosone, può centrarsi, va invece sul fondo, torna indietro da Cardella, traversa clamorosa
e poi Bonaventura ancora, non si libera del pallone la Parmonval, lo fa solo adesso, ma vicinissimo al tris ancora una volta il San Vitolo Capo. Il classe 2003, intanto va al cross in mezzo, occhio perché ci sono Abdul e Bonaventura, con più convinzione il 9, che calcia e poi da 2 passi Rosone, si salva la Parmonval con un salvataggio importantissimo da parte di Tarantino per Rama, che apre da Caronia, pronto a muoversi Samanè, servito invece l'Abate, ancora l'Abate, allarga per Samanè, c'è in mezzo più di un compagno, servito però Rama, colpetto, Rama da grande giocatore, fa fuori un avversario e riapre la pratica, cioè da mettersi le mani in testa per il San Vito, per quanto sprecato, ma Rama, da reale protagonista di questa partita, ha riaperto i giochi e l'ha fatto da top giocatore, facendo fuori un avversario e con un solo tocco ha appoggiato il pallone in porta, bravissimo l'ex Aspra qui. Ma per il direttore di gara non c'è più tempo, ha perso un po' di tempo qui il San Vito a battere questa rimessa, ma intanto è iniziata la ripresa. Italia contro il Casteldaccia, poi la cessione alla Parmonval ed è capocannoniere di questa squadra con 5 reti. Intanto si affaccia in avanti Cardella, zona tiro per lui, Cardella, servito Bonaventura, calcia sul primo palo, risponde Tarantino e poi blocca, continua a sprecare occasioni il San Vito. Ramaglio poi prova ad andare in verticale Bulades per Rosone, che aveva fatto il 3-0, ma è stata alzata la bandierina per pareggiare la contesa. Pronto al solito Guastella, va col destro, la porta la becca, ma con i pugni la mette in angolo Iacono, si salva il San Vito. Battuta, ma sembra andare Bulades che fa una finta, alla fine il pallone è lasciato a Ramaglio e arriva il gol di Rosone che triplica il parziale 3-1 per il San Vitolo Capo. Sesto gol con la maglia del San Vito di Rosone. Calare soprattutto l'attenzione. Ecco l'intercetto a parte di Di Giorgio e su questo contrasto finisce qui il match. San Vitolo Capo batte Parmonval 3-1 e si aggiudica l'andata di questi ottavi. Mister Comito, allenatore del San Vitolo Capo, mister, come giudica la prova dei suoi ragazzi che comunque hanno battuto 3-1 la Parmonval in questo primo atto degli ottavi di Coppa? Ma credo che la vittoria sia meritata per quanto visto sul campo. Abbiamo battuto una buona squadra, la classifica parla chiaro, sono secondi in classifica, ma credo che oggi abbiamo disputato un'ottima gara dove secondo me poteva anche finire con un risultato diverso, ma va bene così. Sappiamo che la qualificazione ce la giocheremo sui 200 minuti, i ragazzi lo sapevano, quindi va bene così, sono soddisfatto. Da domani prepareremo il ritorno. Mister, ne abbiamo parlato anche con Bulades, il capitano. Secondo lei c'è un problema in termini di concretezza di questa squadra? Perché soprattutto nel primo tempo si poteva anche vincere 4-0, ci sono state tantissime occasioni, poi addirittura la Parmonval l'ha accorciato con Rama. Cosa ha detto ai suoi ragazzi negli spogliatoi per mantenere alta la concentrazione e dominare direttamente la ripresa, perché diciamo che non avete concesso nulla? No, guarda, non direi che c'è un problema di concretezza, perché dico, cioè, il primo tempo è finito 2-1, abbiamo concesso una palla gol, ma loro sono stati bravi, attenzione, dicono, a sfruttare un errore che abbiamo commesso. Certo, se avessimo concretizzato tutte le palle gol che abbiamo creato parleremmo d'altro, dico, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché alla fine il 3-1, dai, contro una buona squadra. Sicuramente a fine primo tempo io ho detto che la partita non era ma già i ragazzi lo sapevano, perché io l'avevo detto che si giocherà sui 180 minuti, sulle 100 minuti, c'è una partita di ritorno, quindi i ragazzi lo sapevano. Negli spogliatoi ho detto di continuare così, perché va bene quando si crea, mi preoccuperei quando la squadra non fa azione da gol. Invece devo dire che l'avete visto, dico, abbiamo avuto diverse palle gol anche per la bravura di Tarantino. Dico, non abbiamo, diciamo, vinto con un risultato un po' più ampio.
Però noi vorremmo soffermarci un attimo sulla catena di sinistra, appunto quella composta da Bulades e Rosone, perché dimostra di avere una grandissima intesa, ovviamente senza nulla togliere a quella di destra, ma soprattutto Rosone come lo vede? Crede che sia un giocatore fuori categoria? Ma guarda, non mi piace parlare di 2 o 3 elementi della mia squadra, loro lo sanno, per me sono tutti uguali, lavoriamo in settimana per diventare una squadra importante. Sarebbe offensivo nei riguardi degli altri dire Rosone, Bulades, tutti hanno, anche chi entra dà il proprio apporto, il proprio contributo, quindi sono contento perché credimi, è una squadra dove, a parte che è giovanissima, lo vedi, il più grande è proprio appunto Rosone che ha 29 anni, poi hanno tutti 22-21 anni. È una squadra che mi dà la possibilità di poter scegliere, di poter fare delle scelte, sono bravi, in settimana mi mettono in difficoltà. Poi sì, la catena di sinistra oggi ha funzionato secondo me meglio della catena di destra, ma ti devo dire che la catena di destra di oggi era la prima volta che giocava, perché noi abbiamo giocato con l'Under in un'altra posizione del campo, ma è giusto così, dico, è giusto dare spazio a tutti, è giusto dare la possibilità di esprimere, anche perché ti ripeto, noi siamo un gruppo affiatato, chi entra, chi esce, per me che sono il loro mister, credimi che è la stessa cosa. Qual è l'obiettivo del San Vito? Ma l'obiettivo del San Vito intanto è divertire, credo che al momento ci stiamo riuscendo, perché come hai visto secondo me facciamo un buon calcio. Non parlerei solo, tu poco fa hai detto fase offensiva, io parlerei di gioco corale, di manovra, poi ti ripeto, sono sempre gli uomini in campo che fanno la differenza. L'obiettivo, guarda, se riusciamo a fare i playoff, che ben venga. La società non si è posto un obiettivo, in Coppa se andremo avanti bene, certo, poi se a dicembre dovessimo essere attaccati alle prime o essere ancora in Coppa, la società sa eventualmente quello che voglio. È una società dove non fa mancare nulla e sicuramente si faranno trovare pronti per eventuali acquisti. Sta per iniziare il secondo tempo. Nel primo tempo le squadre si sono contese con osservate. Al momento il risultato è di 1-1 tra Studio Giovane Castelbuono Athletic Club Palermo, più in forma la Studio Giovane Castelbuono Central Athletic Club Palermo ha creato, ha sfiorato 2-3 gol importanti con 2-3 grandi azioni. Ma quello che diciamo è importante adesso è aver riacquistato fiducia dopo il gol da parte di Torres e ritornare in campo con la consapevolezza di poter rimontare una gara altrettanto difficile come quella contro l'Athletic Club Palermo, che poi ha trovato la sblocca del gol su un'azione di Bilarri, che ha dato il problema al mercato, ha trovato il vantaggio, poi il pareggio è stato siglato da Santiago Torres, ma quello più importante è che la Super Giovane Castelbuono sin dalla prima minuta il posto sul gioco, ha preso un gol soltanto per un ritardo difensivo, però c'è stata una grande reazione rispetto alle gare contro Favara e Sciacca. La squadra ha preso sin dal primo minuto il pallino del gioco. Secondo me nel secondo tempo potrà far vedere una partita diciamo diversa e potrà anche secondo me rimontarla, ci sono tutti i presupposti. L'Athletic Club Palermo da parte sua ha sostituito Santana con l'ingresso in campo di Gangitano. Santana che è stato sostituito per infortunio, vedremo quali saranno le entità. Non dovete piove sul bagnato per l'Athletic Club Palermo, specialmente per queste condizioni qui, perché Santana diciamo che va ad aggiungersi a Manfred e a Mendola, che sono entrambi infortunati, e questo diventa
un problema per il mister Gianluca che deve quantomeno iniziare anche a pensare alla gara di domenica. Quindi, diciamo che da questo punto di vista l'Athletic Club Palermo, oltre a mantenere il risultato, tenere il risultato sull'1-1 perché con questo risultato andrebbe in semifinale, deve pensare anche ai possibili di tre giocatori chiave che sono Santana, Fre, Mendolo, Caronia, Fricano. Non è facile, diciamo, sostituire. Una cosa è che ti mancano 1 o 2 attaccanti, una cosa è che te ne mancano 3. Quando entrano in campo le due squadre, credo ci siano cambi. Il scade è tanto di Russo. Vengono accesi tanto i riflettori, non per dare visibilità, ma soprattutto per dare visibilità, ma in senso della vista, non nel senso della bellezza, diciamo, del stadio. Grandissimo stadio, bellissimo stadio. Ricordiamo il parziale 1-1 tra la giovane Castelbuono e Athletic Club Palermo. Sarà adesso Athletic Club Palermo a battere il calcio in questo secondo tempo. Telecamere puntate in questa gara importante, deve fare bene tutte le due squadre, che il giovane Castelbuono non ha l'obiettivo di vincere la Coppa, non ce l'ha neanche l'Athletic Club Palermo. Dare la possibilità, per così dire, di avere morale con queste diciamo, partite, che poi tolgono anche un giorno in più al mister di domenica. Giocare 3 giorni alla settimana non è mai semplice, una squadra dilettantissima. Torres prova a girare la palla allontanata a Pucci, e attenzione, c'è Gancitano che prova a passare, palla allontanata, Grandis lo tiene il pallone capo Corsino, lotta contro Franchelli, Corsino passa, calcio di punizione, ballo di Franchelli su questo calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo. Abbiamo invece per l'introduzione del primo tempo c'è stato un problema tecnico, per così dire, stato dei problemi alla gara. Intanto c'è il giallo, simulazione di Mercanti che viene ammonito, giallo per Mercanti. Ammonito Mercanti. Fagone
Allenandro Fagone, nonostante le temperature basse per 3 giocatori, perché molti sono con la manica lunga, molti giocatori sono giovani a Castelbuono, quasi tutti, anzi tutti, sì. Manica corta, intanto qui c'è un fallo da parte di Torres, di Belecco, scusate, calcio di punizione. A terra è stato un giocatore del club Palermo, credo si tratti da questa prospettiva, si tratti di Orsino, se non sbaglio. Tanto opera lo Gianluca che sono andati a scattare 6, c'è soltanto il secondo portiere in palla e un altro giocatore. Da battere Vagone, si è ripreso Corsino che adesso aspetta le bocche della Corsino rientra e ristabilisce la parità. Franchelli ha fatto subito la sua giovane Castelbuono, ma l'arbitro dice di ripetere la punizione per richiamare i membri della panchina. C'è un giallo all'indirizzo di Russo, panchina. Che va protestato. Non ricordo se era modificato, breve. Credo che nella volta lì si è dato Torres, lo va a calciare la ribattuta Vilardi alla profondità, cercare Mercanti e uscire. Si è rimessa laterale, va a battere Suarez, adesso lo suo giovane Castelbuono deve approfittare perché ci sono 2 uomini del club Palermo di ritardo. Adesso è Reynoso. Va a giocare la Grandis per Franchelli, poi Arenoso, anzi Pappalardo per Penisi, Garofalo, Arenoso, Iantus, Arenoso, Franchelli, andare via Franchelli, passa. Questa laterale del giovane Castelbuono, Iantus al controllo, dentro, attenzione, colpo di testa da parte di Torres, calcio d'angolo per lo super giovane Castelbuono. Sale la tensione adesso, battere Belecco. Intanto continua ad esserci il cielo a Geraci, siamo soltanto a novembre, prima vera giornata di freddo qui sulle Madonie.
Parte il calcio d'angolo, palla dentro. Non c'è negazione di Corsino, è occasionissima per la super giovane Castelbuono con la spizzata da parte di Pennisi, credo. Il pallone che si perde sul fondo, opportunità per la super giovane Castelbuono. Ragone va a battere, Belecco intercetta di testa, il pallone che si impenna, colpo di testa da parte di Fusi, c'è rimessa laterale. La super giovane Castelbuono andrà a battere Suarez. Garofalo, Iantus, Garofalo, Pennisi. Grande stop di petto da parte di Giuliano, calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo. 54esimo, 1-1. Ha avuto una grande opportunità per la sua giovane Castelbuono che si sta provando a trovare il gol 2-1. Vedremo adesso sulla calcio di punizione. Battere Consiglio. Alla dentro c'è un fallo di Pennisi, calcio di punizione per la super giovane. Fagone, Garofalo, poi Pappalardo, Iantus, Pennisi, Arenoso, cercare profondità, Belecco, buco difensivo da parte dell'Athletic Club Palermo, poi la protezione efficace da parte di lavoro di Fusi. C'è la rimessa dal fondo a battere Ragone, Mustacciolo, colpo di testa da parte di Garofalo, Mercanti, Fagone, senza problemi, quindi può ripartire Arenoso. Alla dentro di Arenoso, cercare Torres, era buona l'idea. Arenoso, Iantus, Garofalo, Suarez, Garofalo, palla per Antus, sbaglia Antus, regalando una grande opportunità per la tecnica di Palermo. Pennisi, cercare Arenoso, il completore Grandis, potrebbe girarsi Grandis, Ragone con un miracolo di Ragone, ci ha provato con l'acrobazia Laureano Grandis, ma c'è l'opposizione da parte di Ragone. Calcio d'angolo, parte Belecco, calcio d'angolo, parte il cross, Pennisi, un tiro da biliardo, la conclusione deviata da Morello, calcio d'angolo, nuovamente per la super giovane Castelbuono, sale il boato da parte della tribuna, parte lo spiovente di Belecco, il pallone dentro, il colpo di testa da allontanare, Garofalo protegge il pallone che finisce in fallo laterale, andrà a battere questa rimessa laterale probabilmente lunga, rischieranno in 3 nell'area di rigore avversaria. Alla destra cercare Torres che la spizza per colpo di testa, il pallone per Pappalardo, la conclusione, Ragone, un altro grande intervento da parte del portiere dell'Athletic Club Palermo, il mancino di Pappalardo, la parata di Ragone, anzi di destra da parte di Pappalardo, la parata di Ragone, la partita diventa
quanto più interessante adesso è un assedio della super giovane Castelbuono, che vuole trovare gol del 2-1. Antus tra le linee Iantus, palla per Arenoso che sale, può calciare Arenoso, ancora Ragone in due tempi. Adesso cade a terra il portiere 2003 dell'Athletic Club Palermo, ex Cavese. Veramente grande classe da parte del portiere ventenne, che è intervenuto per ben 2 volte su Grandis e poi su Pappalardo. Arenoso va a cercare profondità Torres, questa volta il pallone è impreciso, ma comunque Torres può arrivarci. Concede tanto spazio a Athletic Club Palermo. Torres passa, palla per Belecco, Belecco cerca il fondo, mette il pallone in mezzo Grandis, rimessa laterale per la super giovane Castelbuono, che è partita con un'altra appeal in questo secondo tempo. Per Iantus che calcia, palla che si perde sul fondo. La rilancio Ragone, si riscalda Diallo, la sua giovane Castelbuono, colpo di testa, palla per Suarez, sinistra laterale, per Suarez, colpo di testa da parte di Belecco, poi Torres per vie laterali, Torres tiene palla, Torres, poi Suarez va a vincere il contrasto, lo vince però l'Athletic Club Palermo, e poi c'è palla da parte di Suarez. Rischi 5 secondi prima che lo tocca, è più presto di tuo papà. Fallo su Pirardi, calcio di punizione. 15esimo nel corso del secondo tempo, 1-1. Sulla giovane Castelbuono, Athletic Club Palermo, recupera palla Grandis, far distendere il suo, Arenoso, 1-2 con Grandis, alle profondità cercare Belecco, passato di petto da parte di Belecco, palla per Pappalardo, Palardo per Suarez, all'allontanata Garofalo, Pennisi, può salire Pennisi, palla per Iantus, Iantus va a cercare Grandis per Franchelli, va a puntare l'avversario, Grandis mette il pallone in mezzo, rimessa laterale per la sua giovane Castelbuono, Grandis batte subito, palla per Arenoso, palla dentro a cercare Torres che si è allargato, Ragone controlla in maniera grossolana ma comunque riesce a bloccarla. Era arrivato in agguato Torres a disturbare il portiere classe 2003. Palla verso Arenoso, alla colpo di testa da parte di Pennisi verso Fagone, Arenoso cercare Iantus che porta palla, Arenoso cercare Pappalardo, Iantus, anzi Pennisi, Iantus, lo scambio con Pennisi, Pappalardo cercare sulla fascia Arenoso, torna indietro da Pennisi. Ovviamente l'Athletic Club Palermo, nel modo in cui si sta chiudendo, concede anche diversi spazi.
particolar modo sulla parte centrale, il pallone dentro, allontana il pallone poi con Suarez, deve allontanare il pallone a Morello, riparte l'Athletic Club Palermo, si distende Mercanti, adesso prova la giocata personale, la chiusura da parte di Arenoso e il pallone provo di là cercare Torres il petto, a cercare Suarez che si infila, Suarez, non c'è fallo secondo il direttore di gara, Ragone va a rilancio, il pallone in fallo laterale, ma la super giovane Castelbuono ha preso in mano la gara, adesso basta soltanto il gol. Dato colloquio tra Lamalfa e Bognanni recrimina un calcio di punizione ai danni di Suarez non visto dal direttore di gara. Intanto membro della panchina un giocatore si è tolto la casacca nell'Athletic, entrerà a breve, laterale di messa laterale. Finisce qui la partita di Birardi. Finisce la partita di Birardi, entra con vedere meglio. Entra con la maglia numero 13 Alessi, attenzione, pallone dentro, poi la libera Franchelli che calcia la palla. Alessi è entrato nell'Athletic Club Palermo al posto di Birardi. Qui a cercare Mercanti, Garofalo, poi Franchelli a cercare Belecco per Torres, poi Belecco verso Torres, palla allontanata e palla laterale da Punzi. Belecco allo scambio, Suarez, calcio di rigore per la super giovane Castelbuono. Il doppio passo di Suarez, la qualità di questo giocatore. Calcio di rigore. E adesso Arenoso addirittura. Arenoso contro Ragone. Federico Arenoso andrà col mancino. Momento clou della gara. Il doppio passo di Suarez. Il fallo commesso da Alessi. Calcio di rigore. Arenoso contro Ragone. Fischia l'arbitro. La rincorsa da parte di Arenoso! Il raddoppio super giovane Castelbuono! Il gol di Arenoso! L'ha ribaltata! La squadra di Bognanni! L'ha ribaltata! Federico Arenoso! E il primo gol in maglia oro-nero per il 97 argentino. Spiazzato Ragone, la super giovane Castelbuono in vantaggio con Federico Arenoso. Adesso
Difendere e basta, difendere e basta. Questo deve essere l'imperativo e credo seguirà anche Bognanni. Federico Reynoso, la gara argentina. I muchachos ribaltano la gara della super giovane Castelbuono. Torres e Reynoso. Il numero 7, numero malvisto in Argentina per la rivalità tra Messi e Ronaldo. Lo ha messo lui, se l'è cucito addosso e ha trovato il gol del 2-1. E la super giovane Castelbuono che adesso ha l'opportunità di riscrivere, ripaginare un nuovo record. Colpo di testa da parte di Punzi verso Ragone. Athletic Club Palermo che con un pareggio passa il turno. Super giovane Castelbuono mantenendo questo risultato va in semifinale e può riscrivere un'altra grande storia. Il doppio passo da parte di Suarez, andremo a rivederla questa azione perché ancora una volta la super giovane Castelbuono se l'è presa in mano questo giovane 2004 spagnolo. Intanto entra un altro 2004 sempre spagnolo e lascia il campo. Torres, credo. Questo si fa medicare. Arenoso intanto va a dissetarsi e sarà adesso intanto Torres che viene accompagnato fuori dal campo. Entra Diallo al suo posto. Se ne sono andati 25 minuti nel corso del secondo tempo. La super giovane Castelbuono è in vantaggio, la rete sul rigore di Arenoso. Tra l'altro il secondo rigore della super giovane, anzi il terzo rigore della super giovane Castelbuono in questo campionato. 3 rigori contro per la squadra di mister Bognanni contro Geraci, Sciacca e Marineo. Che 3 con le segnature. Qui arriva un fallo rosso sul pezzo laterale deve battere Garofalo. La rimessa laterale Melecco, Diallo verso Arenoso, si interseca, riesce a recuperare il pallone, va a Palardo, via con una grande giocata, poi il pallone recuperato da Ucci, il pallone in profondità, cercare Diallo, posizione di fuori gioco di Diallo, posizione di profondità, è salita bene la difesa dell'Atletico Club Palermo qui. Intanto c'è un cambio per l'Athletic Club Palermo, Graziano e lascia il campo Consiglio. Lancio lungo, colpo di testa, poi allontanato. Fallo di Diallo, calcio di punizione. Va a battere Punzi.
verso colpo di testa da parte di Garofalo, passato il cross da parte di Mercanti, poi Corsino, pallone dentro, allontanato da Suarez, va in profondità verso Diallo, c'è Ragone però che va al lancio lungo, può provarci Iantus, invece poi è arrivato il controtempo, ci prova Belecco, forse a mettere in mobilità Franchelli, Corsino con il petto, Amorello, Corsino, pallone dentro, colpo di testa da parte di Pennisi, il pallone allontanato, Diallo, poi Corsino da difensore centrale aggiunto, ormai sono saltate tutte le posizioni, Mercanti mette questo pallone allontanato da Grandis, pallone verso Diallo, Diallo può andare, allontanata, Pappalardo, Suarez, alla destra a cercare Diallo, Giuliano, Suarez, concentrazione, quello di Mercanti, la generosità da parte di Suarez, l'ingegno da parte di un classe 2004 che è arrivato a Castelbuono per scoprire, piccoletto ma con grande voglia, con grande garra, con grande sacrificio. Pagone, rilancio, colpo di testa per liberare e Pappalardo, prova a scambiare con Iantus carica la conclusione dalla ribattuta, verso Mercanti, c'è rimessa laterale, la protegge Mercanti, parte di Chicago Palermo deve buttarla nell'area di rigore avversaria, sperare il miglior sorte, messa laterale, Suarez, rimessa laterale, siamo al 76esimo, intanto c'è un cambio per la super giovane Castelbuono, Pardo, Giulio Pardo, vediamo chi esce, Grandis, Laureano Grandis che ha preso una botta come dal momento che si sta toccando la coscia, fuori Grandis, dentro Pardo, 77esimo, va a battere Punzi, la rimessa laterale, stanno una rimessa lunga, la distanza sembra difficile, invece no, dietro da Amorello, la impressione Franchelli su Corsino, Corsino adesso si deve liberare di due giocatori, Punzi deve andare al lancio lungo, invece serve Amorello, Corsino, impressione nuovamente Franchelli, la qualità diciamo della Tecnic Club Palermo con il pallone tra i piedi di Corsino che si vede sia di un'altra categoria, quando qui passa proprio Corsino, palla per Pucci, cercare lo scambio, il pallone per Suarez che riesce a chiudere, messa laterale a battere Pucci, alla
per Giuliano all'allontanata. Adesso può controllare tranquillamente il Ragone. Amorello, il pallone a Buzzi, passata a 3. Adesso l'Athletic Club Palermo, una storia più offensiva, lasciando ovviamente ad Amorello il ruolo chiave di centrale. Attenzione di Allo, passa qui con una grande giocata di Allo, poi attenzione c'è Franchelli dall'altro versante, Franchelli può coordinarsi e calciare la mostruosa parata ancora di Ragone, da sottolineare la classe e la forza da parte di questo ragazzo. Adesso rimane a terra, ma che parata ha fatto ancora Ragone qui. Crampi per l'estremo difensore dell'Athletic Club Palermo. È veramente da sottolineare un 10 più per la scelta da parte di questo portiere, a tutta la dirigenza dell'Athletic Club Palermo, che è veramente formidabile. Ha fatto 3 interventi al di fuori del normale. Sarà calcio d'angolo per la super giovane Castelbuono, andrà a battere l'80°, ne mancano 10 al termine. Deve mantenere questo assetto la super giovane Castelbuono. Tanto c'è un richiamo dell'arbitro all'indirizzo di Hantus. Batte Belecco, il calcio d'angolo arretrato, c'è Diallo, può tenerla in campo. Calcio di punizione, il fallo su Diallo. Mamadi Diallo Diakite, l'asse 2004, ha sostituito Torres in queste settimane. Non ha ancora trovato la gioia del gol. Sicuramente si rifarà. Russo, esce Franchelli, grande partita da parte di Luciano Franchelli. Grande partita di Franchelli, che è stato impiegato al primo minuto. Ha fatto una partita generosa. Calcio di punizione della super giovane Castelbuono, anzi Belecco, parte lo spiovete, colpo di destra da parte di Pennisi, calcio d'angolo, la spalla da parte di Amorello. Si lamenta Amorello dicendo che il tocco era di Pennisi. No, il tocco da parte di un giocatore in maglia nero-rosa. Calcio d'angolo in favore della super giovane Castelbuono. Andrà a battere Belecco con tutta la tranquillità del caso, con detranquillitate animi. A battere Belecco, parte lo suo colpo di testa provato da Jantus, il pallone che si perde sul fondo. Basta stare con molti pochi uomini la giovane Castelbuono per non imbucare delle ripartenze. Beccare delle ripartenze che abbiamo visto anche andata in profondità Fagone. Rimessa dal fondo,
82esimo. 2-1 sul giovane Castelbuono. Continua ad esserci un freddo glaciale qui a Genesi Siculo e non credo che ce ne libereremo facilmente, anche perché domenica la Super Giovane Castelbuono giocherà nuovamente qui, stavolta però in trasferta dopo diverso tempo, che ha giocato in casa. Attenzione, il colpo di testa da parte di Garofalo, poi Corsino passa, attenzione, il pallone in mezzo, prova a rigiocarla, ma il pallone era uscito, rimesso da fondo per la Super Giovane Castelbuono. Ricordiamo il derby che ritorna in eccellenza dopo, veramente considerando il campionato, perché poi Coppa già sono affrontato 2 volte. Dove avevo il lontano 2018, queste squadre si erano affrontate in eccellenza. È stato poi il fallimento da parte della Super Giovane Castelbuono, della Polisportiva Castelbuonese, credo era il 2018. Poi la successiva, tanto in contemporanea c'era la Super Giovane Castelbuono che negli anni si era portata in prima categoria, se non erro, considerando tempi e le date, per così dire. Comunque sarà una partita storica. Il cross in mezzo, c'è calcio d'angolo per l'Athletic Club Palermo, soffre la Super Giovane Castelbuono, ma è quello che ci si aspettava, era così. Parte lo spiovente, colpo di testa da allontanare, poi Pucci potrebbe anche calciare, allarga, dove prova a giocarla Mustacciolo, il pallone in mezzo, Fagone con i guantoni ad allontanare, non è finita, Graziano, Pucci, il pallone dentro, Fagone lascia scorrere. 4 minuti al termine, 2-1. Ci sarà un corposo recupero però, perché ci sono state alcune perdite di tempo. E naturalmente l'arbitro annota tutto. Il giovane Castelbuono che non si sposterà a Geraci neanche la prossima settimana, che affronterà il Mazzara 46, ospiterà una delle squadre chiave di questo campionato. Intanto Belecco prova a vincere contro Belecco, adesso va verso la bandierina, viene chiuso, rimessa laterale, bello qui il lancio da parte di Fagone. Abbiamo visto in molti dei suoi lanci la grande, diciamo, personalità, ma soprattutto un gran piede verso Belecco che rientra, va alla conclusione, la palla deviata, calcio d'angolo. 87esimo, andrà a battere Pappalardo, gli ultimi 3 minuti. Ovviamente Belecco perde un po' di tempo e adesso viene ammonito, l'arbitro va a richiamarlo, credo che era un'ammonizione, anzi no, sì, adesso arriva un'ammonizione per Belecco. Non ricordo fosse rifilato. Arriva questa ammonizione più che altro per tenere questo vantaggio, sarebbe importante. Belecco e Pappalardo sulla battuta del calcio d'angolo, tiene il pallone
sulla bandierina super giovane, Suarez, il pallone allontanato dove non ci sono però uomini in maglia nera, arenoso, c'è un rosso, se non sbaglio, un rosso ai danni di Corsino. Espulso Corsino, Athletic Club Palermo che rimane in 10 uomini. Rosso per Corsino. C'è proteste. Rimane in 10 l'Athletic Club Palermo. Oltre danno la beffa per i palermitani. Rosso per Corsino. Antus batte il calcio di punizione. Esce. Si rimessa dal fondo, rinvio dal fondo. 89esimo, ultimo minuto e poi ci sarà il recupero. Batte subito l'Athletic Club Palermo. Amorello. Punzi. Palla in profondità. La pressione da parte di Garofalo su Graziano, anzi scusate, su quel pallone, il Belecco a cercare Diallo per Belecco, 1-2 micidiale dei due, se ne va Belecco, poi non riesce a tenere il pallone in campo. 8 minuti di recupero, si giocherà fino al 98esimo, non finisce mai. Super giovane Castelbuono Athletic Club Palermo. 8 minuti di recupero del direttore di gara. Suarez, il pallone profondità a cercare Diallo. È iniziato adesso il conto alla rovescia. Diallo va in pressione, riesce a recuperare questo pallone. Diallo, calcio di punizione e arriva anche il giallo per Punzi. Punzi, attenzione, che era già ammonito, espulso Punzi. In 9 addirittura l'Athletic Club Palermo. Rosso per Punzi. Espulso Punzi. Era già ammonito tra l'altro, quindi lascia il campo il numero 24 rosanero. Athletic Club Palermo che rimane in 10 uomini, in 9 uomini, scusate, 9 uomini, 8 in campo più 1 in porta che è il portiere. Tanto ha qualche problemino credo Antus, penso che si sta riprendendo tranquillamente. Due rossi per l'Athletic Club Palermo. Il capitano Corsino che ha lasciato il terreno di gioco, tra l'altro non dando la fascia da capitano. L'Athletic Club Palermo per il momento si ritrova senza un capitano in campo, senza un vice capitano. Belecco passa, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si rialza subito Belecco, si è rimesso laterale per la super giovane, con tutta la calma, tranquillità. Sento ancora in campo Punzi, deve abbandonare il campo, questa è la regola. Si è fatto male Belecco della super giovane Castelbuono.
93esimo. C'è la rimessa laterale per la super giovane Castelbuono. Ma credo che qui l'arbitro recupererà almeno qualche minuto in più rispetto agli 8 che ha già dato. Palla verso Diallo. Janus. Palla verso Diallo. Va a tenerla in campo Diallo. Cerca il fondo. L'ultimo tocco è di Amorello. Ci sarà rimessa laterale per la super giovane che tiene la palla sulla bandierina. Ne mancano ancora 4,5 da giocare. Una partita che non finisce mai. 8 minuti di recupero dati dal direttore di gara, il signor Lamalfa della sezione di Palermo. Ci sono state grandi interruzioni in questa gara, quindi poi non è neanche una novità, perché già negli altri campionati si è abituati, diciamo così, ad avere tutti questi minuti di recupero. Abbiamo visto con il mondiale del 2022 questo assetto, diciamo così. Caso Belecco cerca il fondo, lo trova, poi sbaglia, però quindi c'è la ripartenza da parte dell'Athletic Club Palermo. Si distende la squadra di Giannusa, che non riesce però a... Siamo al 94esimo, 94,25, ancora 3 minuti e mezzo da giocare. L'Athletic Club Palermo è 9 per le espulsioni di Corsino e Punzi. Giannusa le ha provate tutte, attenzione, va via! Intanto Diallo, mostruoso Diallo! Ragone! Ancora Ragone! Che portiere, ragazzi, che portiere! Grande giocatore da parte di Diallo, che si dispera naturalmente. Per un attaccante non poter trovare il gol è veramente una tortura. 95-16, rimessa dal fondo per l'Athletic Club Palermo. Battuto il calcio di punizione, prova a tenerla in campo, ci riesce Belecco. Intanto qui arriva un richiamo verbale solo